Arrivo a Nuoro in un pomeriggio caldo d'agosto del 1992 col trenino da Maccomer. All'uscita della stazione ho incontrato una persona anziana, ho cercato con un francese misto di qualche parole di italiano a farmi capire da questa persona per vedere un po' dove erano i miei connazionali. Questo uomo che non conoscevo mi ha preso per mano e mi ha indicato in via La Marmora dove si trovavano i miei connazionali e di seguito che l'ho conosciuto sotto il nome di Sir Antonio Cuccu. Da quel giorno è nato questo rapporto, sicuramente oggi come oggi lo definisco come un rapporto padre e figlio. Mi ha incuriosito anche nello stesso momento il lavoro che faceva. Quando nel 95, fine 95 ho iniziato a vendere libri, avvicinandomi sempre da Sir Cuccu, lui mi ha sempre invitato, anche se non sapevo perché diceva questo. Ho capito subito che aveva questa malattia, questa febbre di poter dire il libro è questo supporto che permette agli altri di avere una certa cultura. Ho iniziato a vendere i libri di Sir Cuccu quando lui non c'era più. Quando, per esempio, mi ha richiamato la moglie, però la cosa interessante per me è di poter dire cerchiamo di conservare la tradizione. È stato quello che questa cosa è riuscita a portare avanti anche in tempi in cui tutti l'avevano abbandonato quel tipo di lavoro. Ecco, questo mi interessava dire. Facendo poi la vita che ha fatto, perché noi che ogni volta che lo vedevamo, lo avvicinavamo, ci rendevamo conto anche della vita che faceva, mangiando all'asciutta, dormendo probabilmente nella parte posteriore di quella macchina che aveva e allontanandosi e percorrendo distanze enormi, essendo lui uno di San Vito, che è un paese anche così molto decentrato rispetto, diciamo, alla Sardegna. Antoni l'ho conosciuto la prima volta alla festa di San Francesco di Lula, se non erro è stato all'arrivo la mattina in cui arrivavano i cavalieri da Nuoro. Non abbiamo seguito in quell'occasione la processione dei cavalieri da Nuoro a Lula, ma siamo arrivati la mattina insieme a un amico a San Francesco, al santuario, e Tio Antoni era lì con i suoi libri. Tio Antoni ci invitò lui a mangiare insieme a lui, nonostante lui fosse invitato invece a partecipare al banchetto offerto dal vecchio priore ai cavalieri e dal nuovo priore che arrivava per il cambio. E ci disse che lui non accettava mai gli inviti a pranzo, a cena, nei luoghi in cui andava, che a lui gli piaceva sbrigarsela da solo praticamente, sia per il cibo che per l'alloggio, e l'alloggio era la sua macchina. In quel tempo era una Panda, precedentemente aveva una bianchina. Sì, Antonio, lei è un po' matto comunque, eh? Lei è un po' matto. Un po'? Matto. Sì. Tutto stiamo che cassa che il pisello è buono e mala cottura.
non si usa manco fare delle vele, a chi ne è stati e a chi ne è basso di statura, a chi è di sorriso e grazioso e bello, a chi è troppo legno di figura, e infine siamo tutti differenti, ma con tanto siamo intelligenti. Questo è giusto. Mi aveva raccontato che dormiva davanti alla guardiola della caserma dei pompieri lì in Di Santa Barbara. via Santa Barbara. Perché si sentiva protetto, perché lì c'era sempre, diciamo, il piantone 24 ore su 24 e quindi la sera andava lì. Lui all'inizio andava sempre a Cagliari, in piazza Ienna si metteva, piazza Carmine, da quelle parti. E all'inizio arrivava fino all'entrata di Cagliari, fino a Quarto, poi vicino a Cagliari, e poi là prendeva il filobus, si avvicinava nelle piazze. E poi pian piano ha avuto il coraggio di entrare dentro la città, e poi pian piano ha girato anche tutta la Sardegna. Ecco. Trasindo un locale a mentabo, entrare a pagamento. Bimba! Nel vesesse dei nari, possessore, non ti domandano sì, ne sonore. Bimba, bimba, bimba. Su tema lo finimos prontamente. Bimba! E come può tornare de asie? Bimba! Sui nari bene mannu esteinie e vaghe mannu creo onnipotente. Chi su kirkavata, los poetas e kirkava gente anziana che essere ne contau sargaras poeticas, kai sei ha compreso che sargaras poeticas baiata ascoltadores, gente che las ascoltavata, che si las trasmettiano da una generazione a l'altra la gara poetica, tutto probabilmente. E tanno la ricavava ed è piattare una memoria formidabile, per fare che sul travallo che ha fatto, che ha tornato a Boccarapizzo, tutto quanto sargara poetica, che bisogna stare da Giochimbanta a Como, insomma. Da Giochimbanta mi sa canne morto. Lui intanto non si lasciava sfuggire nessuna di queste occasioni di manifestazioni di carattere popolare. L'esperienza pluriennale lo aveva anche messo nella condizione di fare una cernita, per cui dice no, in tale posto non ci manco ci ritorno perché sono burrumballa, cioè cosa di poco conto. E andava invece dove, secondo il suo parere, c'era un livello e di persone, diciamo, invitate a Raimondo Viras, tanto per fare un nome, no? o altri, Pazzola, eccetera, no? Devo dire che oggi come oggi non so chi sono. Dico non so chi sono perché quando sono qui sono quasi 10, 9, 10, 11 mesi l'anno e mi mancano le cose di là. Adesso che ho costruito tanti di questi legami succede la stessa cosa quando me ne torno a casa. Tutto il mese di gennaio rimango a casa. Però devo dire che mi mancano le cose di qua, le cose della Sardegna, perché avendo costruito il legame, ricostruito la famiglia in senso largo, devo dire che mi mancano. Qui l'immigrato c'ha anche al ritorno nella valigia tutte queste cose che delle volte è anche difficile descrivere a casa, perché lì difficilmente la gente ti capisce. Sì, io sono convinto che abbia contato molto, perché come io da qualche parte ho anche scritto, noi abbiamo avuto per un lungo periodo, io penso diciamo almeno tra 800 e 900, abbiamo avuto due livelli di editoria qui in Sardegna, di editoria
diciamo così, della poesia popolare, un livello di editoria, diciamo, ordinaria, paragonabile a quella che abbiamo anche oggi. E poi abbiamo questa che io chiamo l'editoria minore, che era un'editoria che si basava non su libri di grosso formato e di grosso spessore, ma su opuscoli, su quaderni cuciti con un punto metallico o addirittura su fogli volanti. Lui non vedeva altro, vedeva solo questo, non aveva visto famiglia, ha visto poco e niente, ha visto solo questo per salvare la lingua sarda, questa cultura, la Sardegna era la cosa più bella di questa faccia della terra. Per me è una cosa incredibile, cioè non ho mai visto un editore che diffonde con tanto cuore, no, le proprie produzioni, come dei testi sacri quasi, esatto, cioè ma credere anche che questo sia proprio il bene per l'umanità, che poi concordo perfettamente, no, con lui, ma crederci così tanto è veramente una cosa affascinante. No? Se lui è arrivato a questo punto deve ringraziare il popolo sardo, quelli che la pensavano come lui. È così che lui è andato avanti. Se lui non aveva trovato di quelle persone, lui non avrebbe sicuramente fatto niente. Ha fatto tutto questo nel silenzio e nella disattenzione, devo dire, da parte delle istituzioni. Sarebbe stato opportuno all'interno di un circuito più vasto. Io mi ricordo che una volta Natalino Piras, adesso siamo qui alla Biblioteca Assatta, mi chiese il suo indirizzo perché voleva che la Biblioteca Assatta comprasse tutto il suo catalogo, e questo fu fatto. Ecco, per dire che a un certo punto la cultura ufficiale sentiva il bisogno di attingere anche questa forma. Devo fare veramente i complimenti a Gnagni per questo suo straordinario inserimento nella nostra comunità sarda, e pregherei Laura Paoni, che è assessore provinciale alla pubblica istruzione di Sassari, di avvicinarsi per la consegna di questo premio. Io sono, come diceva l'altro stamattina, sono solo un tramite. Io non ho fatto niente di speciale, se no che di credere a quelle che faceva lui e cercare di continuare.